Se per caso vorreste, non so, acquistare i biglietti della lotteria attraverso il POS, perché magari volete prenderlo ma non avete qua i 5 euro da dare a Sofia, potete anche prenderli là e dopo i soldi saranno girati tutti alla cassa di missioni, non preoccupatevi. Amen. Signore Gesù, in questo momento ascolteremo, Padre, una parola, e quello che è il nostro desiderio è che sia una parola che venga da te, una parola che venga dal tuo cuore direttamente per noi. Per questo, Padre, io ti chiedo che tutto ciò che tu vuoi dire oggi alla tua Chiesa, tu possa farlo in totale libertà. Vieni a cambiare il nostro intendimento, vieni a cambiare i nostri cuori, vieni a riposizionarci, vieni a compiere totalmente il tuo disegno divino questa sera in questa Chiesa. Per questo noi ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Prima della parola io vorrei chiedere scusa perché la settimana scorsa abbiamo fatto qua l'anniversario della Chiesa, 21 anni. Come si sta con 21 anni e una settimana? Bene? Vi sentite più grandi? Bene. Abbiamo fatto tutta una serie di ringraziamenti, no? Ai leader, a persone coinvolte nella Chiesa, ai leader degli in casa. C'è un gruppo di persone che però non ho ringraziato e che veramente ho tanto il desiderio di ringraziare, e anche perché ieri siamo arrivati qua in chiesa, no? Ieri mattina io e Andrea siamo venuti qua in chiesa, dovevamo fare delle cose molto velocemente, siamo arrivati, c'era la macchina della sorella Goya lì fuori dalla chiesa. Ho detto, ma cosa sta facendo qua la Goya a quest'ora, no? E siamo entrati, era qua che stava pulendo la chiesa, aveva lavorato, pensate, tutta la notte, ha fatto il turno di notte ieri, non è neanche tornata a casa. Puoi alzare la testa, Goya, non fare finta che sei al cellulare. Ha lavorato tutta la notte, non è neanche ritornata a casa, è venuta direttamente in chiesa per venire a pulire tutta la chiesa, venire a pulire il tempio per noi, affinché oggi potessimo avere una chiesa ordinata, pulita, confortevole in cui fare il nostro adorarti. Quindi noi vogliamo ringraziare questa sera anche tutte quelle persone che si dedicano. Io ho citato Goya per questo episodio di ieri che veramente ci ha toccato tanto il cuore, ma voglio ringraziare tutte le persone qua che si occupano della pulizia della chiesa, che nel corso di quest'anno o degli altri anni hanno aiutato nella pulizia di tutto quello che c'è da fare qua in chiesa, e possiamo fare un applauso a tutte queste persone per come si dedicano all'opera di Dio, a Dio stesso, e attraverso di questo si dedicano anche alla nostra vita in qualche modo. Che Dio possa benedire tutte quante voi. Amen. Bon, Vangelo secondo Luca, capitolo 24. Leggerò alcuni versetti dal 46 in avanti. Qui siamo alla fine del Vangelo di Luca. Gesù sta per ascendere in cielo e fa uno degli ultimi discorsi, anzi l'ultimo discorso ai suoi apostoli, e dice così: così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste cose. Ed ecco, io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso, ma voi rimanete in città finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori fin presso Betania, alzate in alto le mani, li benedisse. Mentre li benediceva si staccò da loro e fu portato su nel cielo. Ed essi, adoratolo, tornarono a Gerusalemme con grande gioia. Possiamo rileggere quest'ultimo versetto tutti insieme? Ed essi,
adoratolo, tornarono a Gerusalemme con grande gioia. Amen. Avete capito quello che è successo in questo episodio, in questi versetti che abbiamo letto, no? Gesù ha fatto quest'ultimo discorso ai suoi apostoli e poi è andato in cielo, è sparito. Basta, era l'ultima volta che gli apostoli vedevano Gesù. E non vi sembra strana la reazione che gli apostoli hanno avuto? No, perché noi abbiamo visto che Gesù è sparito, puff, non era più con loro. Gesù, il figlio di Dio, che aveva camminato per 3 anni insieme a loro, con cui avevano condiviso ogni cosa, che gli avevano visto fare miracoli, meraviglie, prodigi, che dava quegli insegnamenti che riempivano il cuore, non era più con loro. E la loro reazione cos'è stata? Sono tornati a casa con grande gioia. Non mi sembra strana questa reazione da parte degli apostoli? A me personalmente sembra molto strana. Dico questo perché io credo che tutti quanti noi, in un modo o nell'altro, e chi più chi meno, ha vissuto una perdita nella sua vita. No, una persona che magari è venuta a mancare, o una persona che è tornata al suo paese che non avete più visto. E io credo che quando è successo questo non abbiamo avuto grande gioia, o no? Io mi ricordo di quando è venuta a mancare mia nonna 5 anni fa. Per me era come una mamma e io sono stato malissimo. Io sono stato male il giorno che è venuta a mancare, nei giorni, nelle settimane, nei mesi successivi. Stavo proprio molto, molto male. No, è un episodio che ho già raccontato in passato. È che alcune settimane dopo che mia nonna era morta, io e Andrea siamo andati a fare una visita a casa di una sorella a cui era appena venuto a mancare un parente, era appena morto un parente. E abbiamo fatto una visita per andare a consolare questa sorella qua. E siamo andati a casa sua e finché eravamo lì che parlavamo con lei, cercando di consolarla così, a me è venuta in mente mia nonna che era morta qualche settimana prima. E ho cominciato a piangere disperatamente in quella stanza. Siamo arrivati al punto che quasi questa sorella doveva consolare me. Io non riuscivo più a smettere di piangere, no? È stata una situazione quasi comica a un certo punto, no? Paradossale. Ma questo è l'effetto che una perdita causa nella nostra vita emozionale, no? E io penso che non doveva essere diverso per gli apostoli. Non avrebbero più rivisto Gesù. Pensate, se Gesù venisse qua oggi e noi lo vorremmo tenere abbracciato, non vorremmo più farlo andare via, e nel momento in cui andasse via penso che noi saremmo molto tristi. Eppure gli apostoli no. Loro tornarono a Gerusalemme con grande gioia. E come mai ebbero questa reazione? Come mai tornarono con grande gioia? Io credo che la risposta a questa domanda sta nelle parole che Gesù gli aveva appena lasciato. Perché Gesù gli aveva appena detto: io sto per andare in cielo, ma ecco, io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso, e voi riceverete potenza dall'alto. Io credo che queste parole che gli apostoli hanno sentito quel giorno sono le parole che li hanno fatto tornare a casa con grande gioia, perché Gesù non li aveva abbandonati, semplicemente si stava compiendo una parola profetica che loro avevano fino dall'Antico Testamento, fin dai tempi di Gioele, e poi nel Nuovo Testamento con l'arrivo di Giovanni Battista, quando Giovanni disse: ecco, io vi battezzo con acqua, ma sta per arrivare colui a cui io non sono neanche degno di allacciare le scarpe, e lui vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco.
quella promessa che Gesù aveva rinnovato varie volte nella camminata con gli apostoli, dicendo: ecco, io sto per andarmene, ma vi manderò un altro consolatore. Questa parola, un altro in greca, significa qualcuno che è uguale a me. Gli apostoli sapevano che Gesù non li stava abbandonando. Gesù non se ne stava andando, Gesù non li stava lasciando soli, Gesù stava mandando a loro qualcuno che era uguale a Lui. E fratelli, il mio desiderio questa sera, ma credo che sia più il desiderio dello Spirito Santo stesso, è che noi possiamo uscire oggi da questo locale con la certezza, con la convinzione, con il desiderio di ricevere o di sentire, di avere forte dentro di noi questo Spirito Santo promesso. Questo è il desiderio con il quale oggi io vi porto questa parola. E volete sapere, secondo me c'è un segreto, no? Con cui noi possiamo capire se noi oggi abbiamo il desiderio dello Spirito Santo, se noi ci rallegriamo con la presenza dello Spirito Santo dentro di noi. Sapete qual è questo segreto? Vi ricordate quelle storie meravigliose dell'Antico Testamento? Storie come quella del popolo di Israele quando esce dall'Egitto e cammina nel deserto, e davanti a loro c'hanno lo Spirito Santo sotto forma di colonna di fuoco che li guida in mezzo al deserto, e questa colonna va davanti a loro. E noi magari diciamo gloria a Dio quando sentiamo predicazioni, quando leggiamo queste parole. O ad esempio quando vediamo lo Spirito Santo come una nuvola di gloria che ricopre il popolo di Israele in mezzo al deserto, questa nuvola di Spirito che è sopra il popolo, che li copre dal sole, che non li fa ammalare, che li nasconde, che li protegge. E noi diciamo gloria a Dio sentendo queste predicazioni, leggendo queste storie. O magari quando leggiamo nel libro delle cronache di Salomone che completa il tempio e fa il primo culto nel tempio. E quando c'è questo primo culto, la Bibbia ci dice che la gloria di Dio riempie così tanto quella casa che le persone non riescono a stare dentro il tempio, non riescono a stare in piedi davanti alla presenza. Noi la chiamiamo la Shekinah di Dio, e noi diamo gloria a Dio. Ecco, se noi diamo gloria a Dio per questo, forse non abbiamo inteso bene qual è la promessa che Dio ha per noi. Perché la promessa che Dio ha per noi è estremamente più grande di questa. Dio non promette che lo Spirito Santo camminerà come una colonna di fuoco davanti a noi. Dio non promette che il suo Spirito ci coprirà come una nuvola di gloria. Dio non promette che il suo Spirito aleggerà in mezzo alla Chiesa. Dio ci promette che il suo Spirito abiterà dentro di noi. Questa è la promessa che Dio ha per noi. E il desiderio è che noi questa sera usciamo convinti di questo, che lo Spirito Santo può abitare dentro di noi, che lo Spirito Santo magari già abita dentro di noi, e che allora, se questo è già avvenuto nella nostra vita, che noi possiamo desiderare che la sua influenza, che la sua potenza possa veramente vivere e far vivere il sovrannaturale di Dio. Questo è il proposito della parola di questa sera, perché noi siamo una chiesa evangelica protestante, no? che discende dal ramo protestante, dalla riforma che noi abbiamo celebrato il 31 ottobre come ogni anno, di Martin Lutero, basata sulle 5 solas. Ma noi non siamo solo una chiesa evangelica protestante, noi ci vantiamo, e non per merito nostro, ma per merito dello Spirito Santo, di essere una chiesa evangelica pentecostale. Che cosa significa questo? Che noi
crediamo che quel giorno in Atti 2, quello Spirito che in Luca 24 Gesù ha promesso, è disceso con potenza sugli apostoli, è entrato in quella sala e in forma di lingue come di fuoco è sceso su quelle persone, battezzandole con lo Spirito Santo e con il fuoco, cominciando a dargli potenza di operare, potenza di predicare, potenza di evangelizzare. E noi come cristiani pentecostali crediamo che quella stessa potenza oggi lo Spirito la riversa sulla sua Chiesa. È questo ciò in cui noi crediamo. Però, fratelli, io credo, purtroppo, o vedo che questo muoversi dello Spirito Santo, questa potenza dello Spirito Santo, questo desiderio di ricevere il battesimo con lo Spirito Santo è passato un po' in secondo piano nella vita di noi cristiani. E senza dubbio la salvezza è al primo posto. Questo è il nostro, deve essere il nostro più grande desiderio, la nostra più grande meta. Gesù l'ha detto ai suoi apostoli, ai suoi discepoli: non esultate, non rallegratevi perché avete lo Spirito per compiere i miracoli. Rallegratevi soprattutto perché il vostro nome è scritto là nel firmamento, è scritto nelle stelle. La salvezza è al primo posto nei livelli di importanza della nostra vita. Ma noi non possiamo mettere in secondo piano il battesimo con lo Spirito Santo. Noi non possiamo mettere in secondo piano l'azione dello Spirito Santo nella nostra vita. Noi dobbiamo ricercare questo battesimo e dobbiamo far fruttificare lo Spirito Santo dentro di noi. Noi dobbiamo fare, la Bibbia ci dà una lista di doni spirituali, doni con i quali noi possiamo fare cose meravigliose, con i quali noi possiamo far muovere il sovrannaturale di Dio in questa terra. Ce ne parla Pietro, ce ne parla Paolo. Forse la lista più famosa è quella che troviamo nella lettera ai Corinzi, che Paolo stesso ci lascia. E lì Paolo ci dà una lista di 9 doni, divisi in 3 categorie. Doni di eloquenza, varietà di lingue, interpretazione di lingue, dono di profezia, doni di rivelazione, parola di conoscenza, parola di salvezza, di saggezza, discernimento degli spiriti, doni di potenza, dono di operare miracoli, dono di operare guarigioni, dono di fede. E questi doni sono disponibili per tutti noi. Lo Spirito Santo vuole far sì che ognuno di noi possa riempirsi dei suoi doni, per far sì che la Chiesa possa muoversi e muoversi con potenza su questa terra. E noi non possiamo mettere in secondo piano lo Spirito Santo nella nostra vita. Noi non possiamo mettere in secondo piano il battesimo, la ricerca del battesimo con lo Spirito Santo, la ricerca dei doni spirituali, perché è per mezzo di questi che noi porteremo un Vangelo con potenza su questa terra. Chiesa B-Church quest'anno, in questo 21° anno, dobbiamo essere una chiesa che ricerchi il battesimo con lo Spirito Santo e i doni spirituali che derivano da questo battesimo. C'è un versetto che è il versetto che in questi ultimi 3 anni ho più citato su questo pulpito, 2 Timoteo 1,9. Dio ci ha salvato e ci ha rivolto una santa chiamata. La chiamata è per tutti quanti noi. Ma per compiere una chiamata efficace, per compiere una chiamata con successo, e per chiamata intendiamo quello che Gesù ci ha lasciato in Matteo 28, andate per il mondo, predicate il Vangelo, fate discepoli, battezzateli, insegnate quello che vi ho insegnato. Se vogliamo compiere una chiamata veramente rilevante, abbiamo la necessità dello Spirito Santo di Dio. E sì, noi possiamo compiere la nostra chiamata anche senza Spirito Santo. Ma è interessante la stessa chiamata che vediamo in Matteo 28, la leggiamo anche nei versetti che abbiamo visto in Luca 24, quello che abbiamo letto prima. Così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il 3° giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti. Questo è praticamente il riassunto di quello che c'è scritto in Matteo 28. E noi sì, possiamo compiere la nostra chiamata anche senza il battesimo con lo Spirito Santo. Dobbiamo farlo. Ma qua Luca ci dice quella parte in più che magari in Matteo non c'è e che è essenziale per vivere una chiamata di potenza. Ed ecco
io mando su di voi per compiere questa chiamata colui che il mio Padre ha promesso, lo Spirito Santo che vi darà potenza dall'alto per compiere questa chiamata. Gesù stesso ha avuto la necessità di ricevere lo Spirito Santo. Gesù fino ai suoi 30 anni non compiva miracoli, non faceva guarigioni, non faceva niente di tutto questo. Aveva una chiamata? Sì, ce l'aveva. Doveva fare la volontà di Dio anche prima? Sì, ce l'aveva. Era figlio di Dio anche prima? Sì, era figlio di Dio anche prima. Così come noi abbiamo una chiamata, anche noi dobbiamo fare la volontà di Dio, anche noi siamo figli di Dio, anche senza il battesimo con lo Spirito Santo. Ma se vogliamo avere una chiamata di successo, se vogliamo veramente fare discepoli, se vogliamo portare una predicazione potente, se vogliamo fare le opere, perché in Giovanni 14 Gesù ci ha fatto una promessa: voi farete le opere che anch'io ho fatto, anzi ne farete di maggiori. E come faremo a fare queste opere maggiori di Gesù se Gesù stesso non abita in noi? Sì, possiamo farlo, dobbiamo farlo anche senza, ma dobbiamo ricercare il battesimo con lo Spirito Santo, perché una volta che il fuoco di Dio arderà dentro di noi, che i doni di Dio ci daranno questa potenza, che il suo Spirito ci capaciterà, la nostra chiamata raggiungerà un livello che non abbiamo mai visto prima. La nostra predicazione avrà un'unzione che non avremo mai visto prima. Noi imporremo le mani, noi pregheremo per persone, noi compieremo miracoli, noi faremo tutte queste grandi cose che la Bibbia ci promette che avremo fatto, se abbiamo lo Spirito Santo di Dio che opera in noi e attraverso di noi. Dobbiamo desiderare questo Spirito, non possiamo farlo passare in secondo piano nella nostra vita. E fratelli, questa non è una parola per il leader della Chiesa, che magari vedete pregare per persone che sì, loro hanno bisogno dello Spirito Santo. Non è una parola per i presbiteri, per i pastori, per i leader in casa, per quelli che suonano sul pulpito. Questa parola è una parola per tutti, perché la disponibilità dello Spirito Santo è per tutti quanti noi, e è necessario che noi come cristiani non vogliamo vivere senza lo Spirito Santo di Dio, senza essere battezzati dalla potenza di Dio. È necessario che noi non vogliamo vivere senza aver ricevuto questo battesimo. È necessario che noi non vogliamo compiere la nostra chiamata senza avere questo Spirito che opera insieme a noi, non davanti, non sopra, non in mezzo, ma dentro di noi. È necessario. E è per tutti noi. C'è un passo della Bibbia, fratelli, che a me piace tantissimo, in Atti degli Apostoli, al capitolo 8. Filippo, Atti degli Apostoli 8, 5 in avanti. Filippo, per me Filippo è uno dei miei personaggi preferiti della Bibbia, l'ho già detto varie volte. Filippo discese nella città di Samaria, vi predicò il Cristo, e le folle unanimo prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, ascoltandolo, osservando i segni miracolosi che faceva. Infatti gli spiriti immondi uscivano da molti indemoniati, mandando alte grida, molti paralitici e zoppi erano guariti, e vi fu grande gioia in quella città. Guardate che cose meravigliose che Filippo faceva. Lui predicava il Vangelo facendo segni miracolosi, espelleva demoni, guariva zoppi, guariva paralitici, faceva cose grandiose. E chi è che le faceva? Filippo. E come ho detto, a me piace tanto Filippo. Io ho 3 personaggi preferiti nella Bibbia. Uno è Elia, che è un caso a parte, gli altri 2 sono Filippo e Apollo. E a me Filippo e Apollo mi piacciono tantissimo, perché sono 2 personaggi all'interno della Bibbia che non sono i più conosciuti. Non sono i Pietro, i Paolo, non sono i Mosè, gli Abramo, questi da cui ti aspetti cose grandiose. Non sono i leader che oggi potremmo vedere, non sono i Billy Graham di questo secolo, i John Wesley, gli Spurgeon, no. Filippo e Apollo sono
due quasi sconosciuti, poverini, all'interno della parola. Sono due persone semplici, non sono questi grandi. Io mi rivedo in loro, io non mi rivedo in un Paolo, in un Pietro, non potrei mai, in un Giovanni, non potrei mai. Io mi rivedo in loro, persone quasi sconosciute, persone che forse sono come me, come te, persone semplici, normali, in disparte, ma che si sono lasciate usare dallo Spirito Santo. E guardate Filippo, che cose prodigiose faceva. Non era Pietro, non era Paolo, ma non l'ha fermato da portare una predicazione che ha convertito tutta la Samaria. Non era Mosè, non era Abramo, ma questo non gli ha impedito di guarire infermi, non gli ha impedito di scacciare demoni, non gli ha impedito di compiere segni e prodigi. E fratelli, il Dio che operava nella vita di Filippo è lo stesso Dio che opera oggi attraverso la nostra vita. È lo stesso Spirito che vuole usare noi oggi. Non serve essere un leader, non serve essere un pastore, non serve essere... Io mi ricordo una volta in chiesa venivano spesso grandi profeti, grandi predicatori, persone con doni di guarire, e ogni volta che veniva un profeta la chiesa si riempiva di persone. Ogni volta che veniva una di queste persone che avevano doni dello Spirito per compiere guarigioni o altri doni, la chiesa si riempiva di persone per essere benedetta da queste persone. Ogni volta che venivano questi grandi pastori la chiesa si riempiva. Ma io voglio dirvi una cosa: in questa chiesa oggi qua ci sono persone che Dio vuole usare con parola profetica. In questa chiesa oggi qua ci sono persone che Dio vuole investire con dono di guarigione. In questa chiesa oggi qua ci sono persone che faranno miracoli, persone che avranno fede per muovere montagne, persone che riveleranno cose, persone che avranno la saggezza e la potenza che arriva dall'alto. Fratelli, è noi che Dio sta chiamando per vivere il suo sovrannaturale e per fare vivere il suo sovrannaturale. Ma se vogliamo questo, non possiamo mettere in secondo piano lo Spirito Santo e il suo battesimo nella nostra vita. Deve essere qualcosa che noi desideriamo, e come ho detto, il mio desiderio è che tu in questo momento possa dire: io voglio questo Spirito Santo. O se già ce l'hai, io voglio di più di Dio, io voglio più doni di Dio, io voglio benedire di più i miei fratelli, io voglio essere usato di più per il regno di Dio oggi. Io vorrei che tu uscissi da questa chiesa e già tornando a casa in macchina cominciassi a pregare: Dio, dammi di più di questo Spirito, Dio, dammi di più, voglio essere battezzato da te, Dio, dammi di più. Ma quando è stata l'ultima volta che hai pregato per ricevere questo battesimo? Quando è stata l'ultima volta che hai pregato per ricevere un dono in più nella tua vita? Stiamo mettendo in secondo piano lo Spirito Santo? Oppure no, è là, è il nostro desiderio, è ciò che noi mettiamo nelle nostre preghiere? Fratelli, questa è la promessa di Dio per noi. Questo è il desiderio di Dio per noi. Io vi manderò un altro consolatore. Non sarà avanti, non sarà sopra, sarà in voi. E per mezzo di voi compierà il sovrannaturale in questa terra. Desideriamo questo? Desiderate questo? Amen. Il Vangelo di Marco, al capitolo 16, per confermare. Versetti 17 e 18 dicono così: questi sono i segni che accompagneranno coloro che hanno creduto. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti, anche se ne berranno qualche veleno, non ne avranno alcun male, imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Queste sono tutte le cose sovrannaturali che possiamo fare: imporre le mani, scacciare demoni, essere guariti da veleni. E questo chi lo può fare? Gli apostoli. C'è scritto: gli apostoli prenderanno in mano, gli apostoli nel suo nome guariranno,
i discepoli nel suo nome. No, questo versetto, se puoi tornare al versetto prima, al 17, per piacere. Questi sono i segni che accompagneranno non gli apostoli, non i pastori, non i leader, ma coloro che avranno creduto. Allora, Chiesa, noi crediamo che Dio ci vuole usare. Noi crediamo che Dio vuole investirci con questo Spirito. Noi crediamo che Dio vuole fare scendere il suo fuoco in mezzo a noi ancora e ancora. Noi crediamo che Dio qua in questo luogo vuole innalzare profeti. Noi crediamo che Dio in questo luogo vuole innalzare doni. Noi crediamo questo. Tu credi, perché questo è l'ostacolo che noi possiamo avere dal ricevere questi doni oppure no, ricevere questo Spirito oppure no, perché questi sono i segni che accompagneranno tutti coloro che crederanno. Allora, se noi crediamo che Dio attraverso di noi vuole fare cose grandiose, se noi crediamo che Dio vuole far sì che il suo regno possa prosperare attraverso di noi, se noi crediamo che Dio ci vuole usare oggi con una parola potente, se noi crediamo che Dio ci vuole usare oggi per evangelizzare la nostra generazione, se noi crediamo che Dio vuole far sì che noi imponiamo le nostre mani per guarire persone, se noi crediamo questo, non c'è niente che impedisca allo Spirito Santo di scendere sulle nostre vite ancora e ancora, investendoci con potenza dall'alto, così come è stato promesso. Amen. C'è un passo, dopo concluderò, se vuole salire già il gruppo di lode. C'è un passo della Bibbia che a me cattura sempre l'attenzione. In Atti degli Apostoli ci sono Pietro e Giovanni che stanno andando al loro culto, al tempio, al loro adorarti al tempio. E finché salgono al tempio vedono uno zoppo, un paralitico, che sta chiedendo l'elemosina alla porta del tempio. E allora Pietro, non avendo soldi da dargli, chiama questo paralitico e gli dice così: sai, io di oro e di argento non ne ho, ma quello che ho io te lo do. Nel nome di Gesù alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Sapete perché mi attira l'attenzione questo passo della Bibbia? Non è tanto per il miracolo, non è per la guarigione. Troviamo guarigione come questa decine di volte nella Bibbia. È perché ogni volta che io leggo questo testo della Bibbia penso così: io, Enrico, avrei coraggio di andare dall'ammalato a dirgli nel nome di Gesù alzati e cammina. Tu avresti coraggio di fare questo? Tante volte io questiono il mio coraggio di fare frutto dello Spirito Santo che è in me, di prendere la responsabilità dello Spirito Santo che è in me. Ma fratelli, questa è una cosa che Dio ci chiede di fare: prendere la responsabilità dello Spirito Santo che è in noi. Perché lo Spirito Santo è la potenza di Dio nella nostra vita. E attraverso di questa non c'è niente che noi non possiamo fare. Noi faremo attraverso lo Spirito Santo le opere che Gesù ha fatto e anche di maggiori. Noi possiamo dare vista ai ciechi, noi possiamo dare movimento agli infermi, noi possiamo dare libertà agli oppressi, noi possiamo portare messaggi di potenza attraverso lo Spirito Santo che può vivere dentro di noi. E che se già vive nelle nostre vite, noi dobbiamo prendere la responsabilità di questo Spirito e cominciare a fare fruttificare i doni, l'unzione, ciò che Dio ci ha dato in questo tempo. Voglio chiederti di alzarti in piedi per terminare. E non abbiamo vergogna, non abbiamo paura, non avere paura, non avere timore di fare frutto dello Spirito Santo.
non avere timore di prendere la responsabilità di questo spirito, non avere timore di prendere la responsabilità di questo fuoco che Dio magari ha già fatto piovere sulla tua vita. E se ancora non l'ha fatto, ricercalo già a partire da questa sera. E poi non avere paura, perché Paolo dice così al suo figlio nella fede, Timoteo: Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, Dio non ci ha dato uno spirito di paura, Dio non ci ha dato uno spirito di timore, Dio non ci ha dato uno spirito di vergogna. Non è questo lo spirito che Dio ha versato su di noi. Dio ci ha dato uno spirito di potenza, Dio ci ha dato uno spirito di forza. Questo è lo Spirito Santo. Poi scrolla la persona vicino a te e digli così: tu hai uno spirito di forza. Prendila forte: tu hai uno spirito di forza. Dichiara questo nella sua vita, profetizza questo nella sua vita. Se non ci crede, profetizzalo con più forza. Tu hai uno spirito di forza, non hai uno spirito di timidezza, non hai uno spirito di vergogna, non c'è timore, non c'è paura nello Spirito Santo che Dio ha versato sulla tua vita. Dio ti ha dato uno spirito di forza per fare sì che per mezzo tuo e di questo spirito questa generazione possa cominciare a prendere fuoco per Lui, questa generazione possa cominciare a essere guarita spiritualmente, fisicamente, liberata da ogni demone. Questa generazione possa cominciare a diventare interamente di proprietà di Cristo, colui che si è immolato per noi e che ha conquistato le nostre anime per la sua gloria e per il suo onore. Amen. Desideriamo questo spirito sopra ogni cosa. È disponibile per noi. È disponibile per noi. Io voglio fare un appello. Non siamo soliti fare appelli a ogni culto, ma questa sera farò un appello, anzi due. Chiedo già ai nostri leader di casa che si preparino a venire a pregare, se ci saranno persone disposte a fare questo passo, non tanto di fede, ma questo passo ricercando la potenza di Dio. Se oggi c'è qualcuno qua che ancora non ha ricevuto questo battesimo di fuoco, che ancora sente che non ha ricevuto questo battesimo di potenza dall'alto, allora questa persona è più che invitata a venire qua fuori, perché in questo 21° anno noi vogliamo essere una chiesa ripiena di Spirito Santo, ripiena di doni spirituali, ripiena di potenza dall'alto. Quindi non avere vergogna, non avere paura, perché lo spirito che Dio vuole versare su di te è uno spirito di potenza e di forza, non di vergogna. Se ancora non hai ricevuto questo battesimo con lo Spirito Santo, vieni qua fuori, qualcuno pregherà per te, imporrà le mani su di te. Il desiderio di Dio è che noi possiamo essere una chiesa ripiena di questo spirito. Quindi finché la lode canta, vieni qua fuori affinché possiamo pregare per te. Ma voglio anche fare un appello ulteriore a tutti coloro che magari hanno già ricevuto questo spirito, ma che da un po' di tempo hanno smesso di pregare affinché altri doni spirituali, nuovi doni spirituali riempissero la sua vita. Voglio dirti una cosa: questi doni non sono per te, questi doni sono per questa generazione, e Dio vuole una chiesa ricca di doni spirituali per benedire questa generazione. Quindi se tu uscirai qua davanti in questo momento affinché preghiamo per te, per ricevere nuovi doni, affinché preghiamo di te, affinché il tuo cuore possa essere aperto a pregare intensamente, nuovamente, per qualcosa di nuovo da parte di Dio, lo stai facendo per questa generazione, lo stai facendo per il regno di Dio, e io voglio invitarti caldamente a uscire qua fuori a pregare insieme. Dio ha qualcosa di meraviglioso per questa chiesa, ha qualcosa di meraviglioso per la sua chiesa in generale, in questa città, nel suo regno, ha qualcosa di meraviglioso da distribuire a questa generazione, ma lo può fare con potenza quando noi ci rivestiremo del suo spirito di
fuoco e gloria, di Spirito Santo, quello Spirito promesso che investirà questa generazione della gloria di Dio. Amen. Finché cantano, vieni qua fuori. Dio vuole riempire la nostra vita con il meglio. Dio vuole riempire la nostra vita con il suo Spirito. Dio vuole riempire la nostra vita con potenza per fare qualcosa di